Il gruppo consigliare della Lega in Friuli Venezia Giulia ha depositato una proposta di legge volta a sostenere le piccole e medie imprese nell'ottenimento o nel rinnovo delle certificazioni aziendali. Il testo prevede l'istituzione di una linea contributiva per agevolare le aziende nei costi connessi a tali procedure, considerate oggi fondamentali per affrontare mercati sempre più competitivi. Una legge dal valore di 637.500 euro. Secondo la consigliera regionale Lucia Buna, prima firmataria della proposta, l'iniziativa punta a rafforzare il tessuto imprenditoriale regionale, aiutando le aziende a migliorare reputazione, affidabilità e sostenibilità. Si tratta proprio di una misura a sostegno di chi vuole certificarsi in vari ambiti al fine di essere sempre più competitivo, sicuro e trasparente e quindi poter ottenere maggiore anche redditualità dalla propria produzione imprenditoriale. La norma, denominata Misure per la competitività delle imprese attraverso l'adozione e il mantenimento di certificazioni, nasce da un confronto con gli imprenditori locali e intende offrire un supporto trasversale a tutte le realtà produttive. Le certificazioni interessate spaziano dai sistemi di gestione alla sicurezza, dai prodotti e servizi alla sostenibilità, fino alla diagnosi energetica. L'obiettivo è facilitare l'accesso a nuovi mercati e incentivare processi di miglioramento continuo. La Lega auspica inoltre un confronto in aula con le categorie economiche per migliorare il testo normativo. Interviene un settore importante, quello di aiutarle nella competitività, concedendo fino a 21.000 euro, con tagli anche da 3.000 per 3.500 euro per le nuove certificazioni, fino a 7.000 per quelle integrate, 3.000 euro per il mantenimento e l'aggiornamento, quindi si è pensato veramente in maniera diciamo così, universale a un mondo importante, quello delle PMI, per tutto il nostro Friuli Venezia Giulia.